Ben ritrovati dalla redazione. Un triestino di 24 anni è morto in Thailandia. Il giovane si chiamava Matteo Babici. Da quanto risulta abitava a Opicina e lavorava a Basovizza. Si era trasferito in Thailandia da alcuni mesi, sembra in dicembre. La drammatica notizia del decesso è stata confermata ieri sera da fonti del Ministero degli Esteri e anche da fonti della Questura di Trieste. Stando a quanto si è appreso, il 24enne ha avuto un malore improvviso giovedì mentre si trovava con un amico in un albergo nella zona centrale di Bangkok. L'amico avrebbe chiamato subito i soccorsi, ma non è stato possibile fare nulla per salvare il ragazzo. Le circostanze del decesso però non sono ancora chiare. Custodiva all'interno di un'utilitaria risultata rubata diversi oggetti per lo scasso e atti ad offendere, dalla flex a un coltello, dalle pinze al taglierino, dai cacciaviti ai passamontagna, ma anche tanto altro. Per lui sono scattati gli arresti, poi convalidati dal GIP. Aveva anche un complice che è stato denunciato a piede libero per ricettazione e porto di armi atti ad offendere. La polizia ha arrestato a Gorizia un cittadino sloveno di 29 anni per aver falsamente declinato le proprie generalità ai pubblici ufficiali, indagandolo inoltre in stato di libertà assieme al presunto complice di 39 anni, poiché trovati a bordo di un'auto rubata con all'interno diversi oggetti atti ad offendere. Il controllo del veicolo è avvenuto nella centrale via Duca d'Aosta. Subito gli agenti hanno accertato che l'auto risultava rubata. Cambiamo argomento. La Regione, nella propria visione di un mercato del lavoro etico e sempre più equo e sicuro, sta lavorando ad una norma di innovazione sociale che comprende e mette a sistema tutte le misure che possano rendere il mercato del lavoro regionale più inclusivo e competitivo. Con il coinvolgimento di tutte le parti datoriali e sociali si punta alla costruzione di un sistema allargato di reti che garantiscano qualità della vita, tutela del potere di acquisto e formazione. Solo investendo su capitale umano e sistema sociale di qualità attraverso la partecipazione di tutte le parti si possono trattenere e attrarre competenze per il sistema produttivo. Lo ha detto l'assessore regionale al lavoro, istruzione e formazione Alessia Rosolen, intervenendo in videocollegamento al convegno inaugurale del progetto La cultura del lavoro, divulgare la legalità, il lavoro in sicurezza e la parità di genere, ideato in occasione di Go 2025 Capitale Europea della Cultura, che avrà più appuntamenti nei prossimi mesi. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche. Cielo da coperto a nuvoloso, piogge sparse e intermittenti, più probabili nella prima metà della giornata e sulla fascia orientale della nostra regione. In genere deboli le piogge, più moderate su Alpi e Prealpi Giulie. Quota neve intorno ai 1400-1600 metri circa. In giornata vento moderato da nord o nord-est, anche dal pomeriggio su Carso e a Trieste non si esclude qualche raffica più sostenuta. Per quanto riguarda le temperature, le minime in pianura fra 10 e 12 gradi, sulla costa fra 11 e 13, massime in pianura fra 15 e 17, sulla costa fra 13 e 15 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. È tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.